Riesci a non centrarmi? È invertito il cambio picchia. Vai in... Capra picchia? Sì. Che cosa è? Cos'è? 3? No, 2, 4. È il 2. 2. Secondo me così andiamo a trimmare un po' il timone. Cabra, Prova a tenere su le ali che gli facciamo, tenete su le due ali che facciamo il carrello. Dov'è che è il carrello? Quello lì? No, quello sopra, quello più piccolo, vai. perfetto. No. Io starei... Anche le stelle che quasi viene addosso. Io mi metto qua che casomai mi Dai che ti faccio da Steadicam. Da? Steadicam che corre 3. Cos'è Steadicam? Pronto? Vai. Dagli motore. Questo sono il massimo. Ma le hai messe in serie o in parallelo? No, se era parallelo non decollava nemmeno. perché si va a una velocità. Dichiara prima cos'è. Sopra il Narno. Ok. E i carretti che non sono... Cosa fai? Atterri? O lo fai volare un po'? C'è il carrello che non mi fa però. Bisognava trimmarlo forse. Si era chiuso quando era in... Beh sì, si era chiuso anche bene. E neanche faccio mica tirare. Perché sei senza? No, no. Prendi la lunga e prova. Lo provo adesso. Fai un avvicinamento, provi. Ma sei a palla? Sì. Ostia. Vai lungo, sei corto, Ricordati che questo veleggia molto, quindi devi stare molto basso. Non vedo più. Buono, giralo, togli un po' di motore e lascialo giù basso, giù basso, giù basso, giù basso, giù basso, senza paura. Cerca di raddrizzarlo. Metti giù il carrello o no? Sì. Togli il motore. Sei un animale, ma prendilo, no? Avevo paura riprendessi, andando giù quella cosa. Ah, che riprendesse l'elica? Ah, guarda, si è stortato. Ma questo si è stortato nell'atterraggio. Sì. Punto. Sei sconcentrato sull'apertura carrello? Sì. Che c'è stato una... Luca, prima di fare la virata per l'allineamento. Lo so. C'è stato un attimo di... Eri dritto, eri perfetto, hai aperto il carrello e sei scoppiato.